Ancora buongiorno a tutti voi da Telefriuli, nuova edizione del nostro telegiornale. Le Fiamme Gialle di Pordenone hanno denunciato un imprenditore che aveva percepito sostegni al reddito per 11.500 euro pur disponendo di abitazioni e terreni, presentando false dichiarazioni ISEE. E già in passato l'uomo era finito nei guai per frode fiscale, gli erano stati trovati anche 2 milioni di euro nascosti nel frigo. Già in passato aveva provato a fare il furbo e nonostante fosse stato scoperto ha continuato a provare a frodare Stato e Regione e così la Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato un imprenditore per aver illecitamente beneficiato del contributo per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito. Il provvedimento, adottato dalla Regione e sospeso dopo l'introduzione del reddito di cittadinanza, consisteva in un'integrazione finanziaria a fronte di un'attestazione ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro. L'indagato era riuscito ad accedere a tale misura in diverse annualità per un totale di 11.500 euro, ma i riscontri documentali effettuati dalle Fiamme Gialle di Spilimbergo hanno permesso di accertare che nelle varie autocertificazioni presentate l'imprenditore aveva omesso di dichiarare la proprietà di alcune abitazioni e di terreni che, qualora regolarmente riportati, avrebbero determinato un valore dell'indice della situazione economica preclusivo del beneficio. Da qui la denuncia all'autorità giudiziaria dell'imprenditore per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'indagato era già assunto agli onori della cronaca negli anni passati, unitamente al proprio fratello, per il loro coinvolgimento in un'indagine, sempre condotta dalla Guardia di Finanza su delega della Procura di Pordenone, per frode fiscale posta in essere attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. In quell'occasione, in sede di perquisizione locale presso l'abitazione dell'indagato, erano stati rinvenuti all'interno di un frigorifero quasi 2 milioni di euro in contanti, in un primo tempo sottoposti a sequestro nell'ambito di misure di sicurezza patrimoniali e successivamente oggetto di confisca. Non solo, in passato l'uomo, nel corso delle sue vicissitudini giudiziarie, aveva provato a beneficiare anche del patrocinio legale a spese dello Stato, per le quali, tuttavia, lo stesso giudice del tribunale, cui era pervenuta la richiesta, aveva rigettato l'istanza, proprio sulla scorta dell'ingente somma di denaro contante in possesso dell'uomo. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente che si è verificato questa mattina alle 6:30 lungo l'autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, all'altezza di Pocenia. Le cause sono al vaglio della Polizia Stradale di Palmanova, coinvolte in un tamponamento un'auto e un mezzo pesante, con la prima che si è accartocciata sul lato del passeggero. L'elicottero sanitario sul posto con vigili del fuoco e soccorsi meccanici di Autovie Venete. Ci sono stati disagi per il traffico con la formazione di code risolte dopo un paio d'ore. 5 persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Sacile perché sorprese alla guida in stato di ebbrezza in seguito a un incidente stradale, ed è stato fermato anche un pluripregiudicato ubriaco in bicicletta. Sempre più incidenti stradali hanno origine da persone che si mettono alla guida in stato d'ebbrezza. Questo è testimoniato anche dall'attività dei carabinieri della compagnia di Sacile, che negli ultimi giorni ha denunciato 5 persone. Nei guai è finito un operaio sessantenne di Porcia, uscito di strada a causa di un tasso alcolemico di 2,12 grammi per litro. Ai soccorritori, mezzo addormentato, ha detto di lasciarlo riposare tranquillo. E anche una barista 34enne di Pordenone, che si è schiantata contro la recinzione di una ditta di San Quirino, è stato riscontrato un tasso di oltre 2,5 grammi per litro. La vettura nell'impatto si è distrutta e la donna è finita in ospedale a Pordenone. Patente ritirata per entrambi, come per un 23enne di Fiume Veneto pizzicato con un tasso pari a 1 durante i controlli contro le stragi del sabato sera, e anche una 44enne di Polcenigo che ha tamponato una coppia di anziani e ha fatto rilevare valori alcolemici superiori a 1. Ma c'è anche chi è stato fermato ebbro in bicicletta, come un 51enne di Fontanafredda pluripregiudicato che in sella alla sua 2 ruote è stato fermato risultando positivo all'alcol test. Rubavano da zaini e borse nella pineta di Barcola mentre i turisti triestini si godevano il bagno. Uno faceva da palo mentre l'altro si impossessava di portafogli e telefoni cellulari. Non sono sfuggiti però ai controlli dei carabinieri di Barcola, che li hanno individuati anche grazie alle testimonianze di altri bagnanti. A finire nei guai 2 cittadini bulgari di 50 e 53 anni con precedenti specifici, anche con divieto di ritorno nel comune di Trieste. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.
Sul fronte della politica, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha fatto un commento relativo alla situazione del Movimento 5 Stelle, la crisi tra Grillo e Conte. Si è detto colpito dalla profondità della lettera scritta da Grillo. Presidente, ieri c'è stata di fatto la frattura tra Conte, che è stato definito incapace, insomma, di dare una visione futura. No, io non mi intrometto ovviamente nelle questioni di altre forze politiche, ne ho profondo rispetto. Devo dire che la lettera nel blog di Beppe Grillo mi ha colpito per la profondità. Secondo me nell'analisi che ho letto oggi la lettera di Grillo è stata forse vista in modo superficiale, senza invece, secondo me, leggere in modo approfondito quanto Grillo ha scritto, e devo dire che mi ha stupito della profondità del ragionamento che ha fatto anche a tutela del movimento stesso. Presidente, sarà un governo che durerà fino al 2023 o no? Io credo di sì, adesso ovviamente ci sono dei passaggi importanti come l'elezione del Presidente della Repubblica, però penso che finché Draghi vorrà, Draghi troverà l'appoggio. Ma in questo senso la sua possibile elezione a Presidente della Repubblica cambierebbe comunque gli scenari, cioè bisognerebbe comunque trovare un nuovo Presidente del Consiglio in grado di unire una coalizione così grande. Spetterà ovviamente al Parlamento fare questi passaggi, mi sembra prematuro per parlarne. È ovvio che se il Presidente attuale del Consiglio dovesse andare a fare il Presidente della Repubblica non potrebbe fare il Presidente del Consiglio, e quindi dovrà essere un passaggio per portare a quel punto, per portare evidentemente il Paese alle elezioni. È pensabile un mandato sulla falsariga di quello che fece Napolitano, cioè resto in carica giusto il tempo di chiudere questa legislatura? So che è domanda parlamentare, però... No, è domanda del Presidente di fare Mattarella, non neanche il Parlamento, perché uno deve dare la disponibilità. Magari come Lega, come... No, vabbè, non abbiamo ragionato ovviamente adesso ancora sulle ipotesi di elezione del Presidente della Repubblica. Quando sarà il tempo valuteremo, per adesso accontentiamoci di avere un ottimo Presidente del Consiglio. Allineato con il resto d'Italia, anche il Friuli Venezia Giulia vedrà il via dei saldi sabato prossimo 3 luglio per proseguire fino al 30 settembre. Un volano d'affari importante per l'economia e soprattutto un'opportunità per i consumatori, osserva la Presidente regionale di Confcommercio Federmoda Antonella Popolizio, ma anche sottolinea un'opportunità per i negozi di incassare la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, e per pensare a investimenti e nuove collezioni. Ma, specifica Popolizio, non si tratta certamente di un momento di sviluppo dei nostri negozi, vista l'erosione della marginalità. C'è un problema di concorrenza e di democrazia economica rispetto alle politiche commerciali dei colossi del web, che ottengono nel nostro paese grandi ricavi pagando bassissime tasse. Per la categoria occorre una web tax per poter operare sullo stesso mercato a parità di regole. E ora andiamo a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimaco, dove ha preso il via il ciclo di 5 concerti in programma fra giugno e settembre dal titolo Dante in musica, l'armonia delle sfere. Di musica di alto livello dedicati a svariati temi, il giardino della storica Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco ha ospitato il primo di 5 concerti in calendario fra giugno e settembre, articolati in un percorso musicale che vuole celebrare i 700 anni della morte di Dante Alighieri e il 50° della fondazione cui è intitolata la villa. L'armonia delle sfere, Dante e la musica dal Trecento al mondo contemporaneo, titolo della rassegna, è organizzata dalla Fondazione de Claricini Dornpacher con il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, l'Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci e la rassegna cividalese Mittelfest. Protagonisti del concerto d'apertura i 52 giovani musicisti dell'orchestra a fiati del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, diretti dal maestro Marco Somadossi, con in repertorio l'esecuzione in prima assoluta dei Le tre metamorfosi di Alberto Genarolla, composizione ispirata al 25° canto dell'Inferno dantesco, seguite dalle vivaci atmosfere del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini,
Giovanni, basato su un episodio del 30° canto dell'Inferno, e a conclusione del concerto la sinfonia La Divina Commedia per banda di Robert William Smith, uno dei più popolari e prolifici compositori americani contemporanei. Fra i commenti del presidente della Fondazione dei Claricini, Oldino Cernoia, spuntano l'agognato ritorno della musica in villa dopo il fermo obbligato per la pandemia e lo spazio particolare che sarà riservato ai conservatori di Udine e Firenze, con presenza di molti giovani musicisti. Dal canto suo, la direttrice artistica Flavia Brunetto rileva come le dediche a Dante siano da abbinare sia alla presenza costante della musica in tutta la Divina Commedia che all'interesse che nei secoli la famiglia dei Claricini Dornpacher ha dimostrato nei confronti del sommo poeta. Italia di softball in campo agli europei che si stanno svolgendo nella nostra regione. Per la prima delle due sfide di oggi inaugura la seconda fase dopo che la prima si è chiusa con il percorso netto grazie anche alle due vittorie di ieri. Vediamo com'è andata dunque. Altre due partite, altre due vittorie nette per l'Italia di softball nei campionati europei in corso in Friuli Venezia Giulia. Prima a Cervignano, la nazionale guidata dal manager Federico Pizzolini ha piegato la Bulgaria con un netto 27-0 in 3 riprese, blindando il primo posto nel girone A ancor prima di scendere in campo poi alla sera contro l'Ungheria a Ronchi dei Legionari. Prima sfida che era stata messa subito in ghiaccio con l'Italia a segno per 9 volte in ciascun inning e con Andrea Auer e Giulia Lunghi sugli scudi. Nella gara della sera l'Italia ha completato il percorso netto nella prima fase, sconfiggendo l'Ungheria per 19-0 in 3 riprese. Successo agevole per le azzurre che prendono il comando sin dall'inizio della partita e ipotecano il risultato dopo un primo inning da 10 punti. L'attacco azzurro firma altri 5 fuoricampo e guarda con ottimismo alla seconda fase. Italia Softball, archiviata la prima, avanza al secondo round come prima del girone A ed è inserita nel gruppo E assieme a Repubblica Ceca, seconda nel girone C, Germania, seconda nel girone B e Spagna, prima nel D. Seconda fase al via oggi con la sfida all'ora di pranzo alla Repubblica Ceca. Questa sera alle 20 le azzurre affronteranno la Spagna. E per noi è tutto per questa edizione, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.